Presentati stamani presso la provincia regionale di Agrigento i progetti sulla viabilità dell'area interna Sicani finanziati con i fondi della SNAI. Presso la Sala Giglia del Libero Consorzio è stata firmata la convenzione tra il Libero Consorzio, rappresentato nella persona della dottoressa Moricca, e l'area interna Sicani, rappresentata dal sindaco di Bivona, dottore Cinà, per l'attuazione degli interventi sulla viabilità dell'area interna sicana nell'ambito della strategia nazionale aree interne denominate SNAI. Le risorse destinate all'area interna sicana ammontano complessivamente a 33 milioni di euro, di cui 14 milioni finanziati per gli interventi di riqualificazione sulla viabilità provinciale, tra cui l'importante arteria viaria Bivona-Borgo Bonsignore, che consentirà finalmente ai cittadini dell'area dei Sicani di poter raggiungere facilmente la costa. Un interessante finanziamento oggi per la provincia di Agrigento. Senza dubbio sì, non possiamo non nasconderle, uno dei progetti a cui in sinergia con 12 comuni della nostra provincia, cito soltanto il comune di Bivona che è il comune, l'ente capofila, ma che diciamo dietro a questo lavoro del comune di Bivona ci sono altri 12 comuni, quindi è una vasta area della nostra provincia che viene oggi presa in considerazione da questo progetto. È un progetto particolare che nasce dalla programmazione comunitaria 2014-2020 e ha toccato l'asse e il filone dell'accessibilità. Sapete che si tratta di 4 lotti funzionali che interessano tutta l'area della cosiddetta montagna. Ho 4 lotti funzionali ma che ricoprono all'incirca, prendono in considerazione più di 10 strade provinciali e quindi i collegamenti con la viabilità statale e che mettono in contatto quindi numerose zone del nostro territorio che da anni, ahimè, per le carenze delle risorse finanziarie che si sono registrate non venivano prese in considerazione e attenzionate adeguatamente. Si firma l'APQ, l'accordo di programma quadro che già è stato firmato da tutti i dipartimenti regionali interessati, lo firmerò io come Presidente dell'Assemblea dei Sindaci dell'area interna e lo trasmetteremo poi ai vari ministeri interessati dove firmeranno i capi dipartimento. Dopodiché si partirà saranno emanati i decreti e si partirà con le gare d'appalto. Quindi questa giornata è importante perché sigla un passaggio fondamentale. Ormai siamo addirittura d'arrivo, si è lavorato tanto su questa strategia che ha coinvolto i sindaci dell'area interna sicana assieme ad altre istituzioni scolastiche, il GAL Sicani, l'ASP, il Libero Consorzio di Agrigento. Quindi un lavoro sinergico che sta portando veramente tante risorse in quel territorio che ne ha bisogno. E oggi si firma pure il protocollo d'intesa con il Libero Consorzio, dove l'area interna darà i 14 milioni sostanzialmente della Bivona Borgo Bonsignore per procedere con la gara d'appalto. Ieri ho parlato con l'assessore alle infrastrutture Falcone che sta accelerando per quanto riguarda l'assessorato diciamo per la validazione del progetto. Con le firme dell'APQ il Libero Consorzio procederà a fare le gare d'appalto.